Guadagni Libere, ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera dedicato alla conversazione, come tutti i giovedì, con Claudio Borghi Aquilini, responsabile economico della Lega Nord e anche candidato alla presidenza della Regione Toscana. Buongiorno Claudio, innanzitutto. Buongiorno a voi. Allora, prima pagina dell'ANSA con qualche dato economico dal bollettino Istat, così riassunto dall'agenzia ANSA. Il rapporto deficit-PIL l'anno scorso al 3%, più 0,1 rispetto al 2013. Indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche sul PIL al 2,3%, più 1,1 rispetto al corrispondente trimestre dell'anno prima, e pressione fiscale nell'ultimo trimestre del 2014 al 50,3% in salita. Mediamente sull'anno 43,5 rispetto al 43,4 dell'anno prima. Ho dato qualche numero giusto per spararla un po' a casaccio, diciamo così, Claudio. Però intanto io vorrei chiederti l'andamento della campagna elettorale. Partiamo da lì, poi ci sono un bel po' di temi economici, credo, dei quali possiamo parlare, sentendo magari anche chi ci ascolta nella seconda parte della trasmissione. Chiamando allo 02 66 20 35 29 potranno intervenire anche ascoltatrici e ascoltatori. Allora Claudio, aggiornamenti sulla campagna elettorale in Toscana, visto che fino a poco fa l'ANSA apriva la sua prima pagina proprio sulla questione delle regionali e l'alleanza in Veneto, la Liguria, la Toscana e le Marche rimangono invece regioni in cui la Lega corre da sola. Sì, tutto sommato è quello che qua si era detto sin dal primo giorno, quindi nonostante ci siano state delle pressioni che faccio fatica a descrivere a parole, diciamo così, perché ho cominciato a pestare i piedi a molta gente sin dal primo secondo in cui ho cominciato all'avventura toscana, mettiamola così. Ecco, a chi ti riferisci? Potete immaginare quante quali, cioè vale a dire, sto riferendomi sia da destra che da sinistra, perché se noi qui parliamo di Banca Montepaschi, di Banca Etruria, di ASL di Massa, di Buco di Viareggio, di alta velocità sotto Firenze e così via, praticamente stiamo toccando credo tutta una serie di argomenti che anche uno solo di questi sarebbe sufficiente per così far saltare sulla sedia tanta gente che fino adesso ha campato in modo molto tranquillo su una, diciamo così, un simpatico oblio da parte dell'informazione, da parte dei sistemi di media domesticati, no? da parte del PD, ma sappiamo benissimo che qui in Toscana poi dopo c'era anche l'addizionale problema di un'opposizione che era diciamo così abbastanza vicina, ecco, mettiamo per fare un giro di parole, il verdinismo, diciamo. Esatto, il verdinismo aveva purtroppo pervaso tutta la regione con i risultati che abbiamo visto, ecco, perché se uno fa buchi di questo tipo diciamo che significa che un po' glieli lasciamo fare, ecco, perché sennò altrimenti ci sarebbe stato sicuramente una reazione diversa. Per cui, come potete immaginare, qui si è dato fastidio e si sta dando fastidio a una marea di gente. Posso assicurare che ci sono state pressioni di ogni tipo, su Matteo Salvini perché non proseguisse su questa strada, insomma, ecco, non direttamente su di me, perché tanto ovviamente sapevano che insomma, mi conoscono, cioè non ho nulla da perdere, non sono e però non ho niente neanche ovviamente da come dire, per cui essere premuto, mettiamola così. Invece insomma nella virgolette trattativa, no, e altre cose con Salvini, le pressioni perché mollasse il colpo sulla Toscana erano tantissimissime. Però insomma noi ovviamente come avete visto facciamo per quanto possibile le cose che sono logiche fare. Io mi rendo conto, adesso non voglio addentrarmi in analisi politiche, no, che non mi competono, perché la strategia è
è nelle mani di Matteo Salvini, io l'approvo incondizionatamente, l'avrei approvata anche se per caso, per motivi suoi, avesse deciso che qui in Toscana bisognava fare cose differenti. Tuttavia mi sembra abbastanza ovvio che da una parte ci possono essere delle legittime recriminazioni da parte di chi dice no, che non bisognava trattare in ogni caso da nessuna parte, no? con Forza Italia o chi per esso. Dall'altra parte bisogna essere un minimo realisti e capire che, per dire, anche qua in Toscana, se non ci fosse stato il sistema elettorale a doppio turno, la divisione avrebbe fatto un gran comodo al PD. Cioè, noi dobbiamo solo immaginare una cosa, no? Cioè, il giorno dopo che veniva fuori che noi facevamo i purissimi e andavamo da soli da tutte le parti, se la Moretti piuttosto che Renzi, piuttosto che il PD, sarebbe stato contento oppure non contento. Secondo me sarebbe stato molto contento. E quindi non possiamo sperare di riuscire a fare contenti contemporaneamente, cioè a fare contenti diciamo la parte dei nostri che vorrebbero essere intransigenti. Qua magari ci sono anch'io, carità. E dall'altra parte però riuscire a non fare un favore a Renzi. Perché la situazione è questa, cioè purtroppo ci sono dei sistemi elettorali diversi per ogni regione, il sistema elettorale a turno unico comporta che se tu arrivi totalmente diviso, poi dopo stai facendo un regalo a quell'altro che invece si fa tutti i mal di pancia del mondo, ma vedete che stanno tutti all'interno, no, del partito, non ci sono gente che esce, non c'è gente che si fa il suo partito, non c'è gente che si fa il suo movimento, il suo faro o cose di quel tipo lì. Quindi tutti quelli che non sono d'accordo stanno dentro, belli tranquilli, col risultato che poi dopo le divisioni degli altri per maggior coerenza o cose di questo tipo comporta che vincono sempre loro. In parte l'abbiamo visto più o meno anche in Francia, no? Cosa è successo? Vale a dire, io condivido assolutamente la scelta della Le Pen di andare assolutamente da sola. Il risultato ha perso tutto, quantomeno sui dipartimenti, però ha tempo per potersi organizzare e eventualmente alle politiche riuscire a provarci, no? per fare qualcosa. Dal nostro punto di vista, nel momento stesso in cui, però diciamo, per la Le Pen era facile perché non aveva dipartimenti, quindi zero aveva, zero ha, intanto ha tempo di organizzarsi. E dal nostro punto di vista, se per un qualsiasi motivo si metteva a rischio evento, che si faceva? Adesso va bene tutto, ma non era realistico, non era realistico. Possiamo essere tutti convinti che in ogni caso Zaia avrebbe trionfato da solo, mandando via tutti gli altri, però cioè, c'è un centrodestra che avrebbe perso una marea di fette, ecco. Poi non voglio usare l'esempio di Feltri del salame. Non possiamo fare 5 Stelle che non fanno mai accordi con nessuno, no? Il risultato non contano un cacchio e poi dopo si sfaldano. Per cui il fatto di essere riusciti a portare a casa un accordo assolutamente minimale, perché non dimentichiamo che le regioni sono 7, cioè in questo caso noi abbiamo semplicemente un Veneto versus Liguria, no? Che non mi sembra esattamente indecente dal nostro punto di vista, che consente di presentarsi in posizione di forza appunto in queste regioni dove si fa il turno unico. Secondo me non c'erano altre alternative in modo realistico. Vedo che la discussione su questo punto è abbastanza effervescente, anche sulla tua pagina Facebook vedo in questo momento, no? Per cui probabilmente lo sarà anche con le telefonate degli ascoltatori e in questi giorni.
e da qui in avanti, però intanto io vorrei focalizzarmi con te, Claudio, su una serie di questioni più affini al tuo ruolo di responsabile economico del movimento della Lega, perché questa settimana è stata abbastanza ricca, a partire dalla solita inchiesta giudiziaria. Io dico solita perché mi pare di leggere un copione già visto, cioè vengono fuori le bottiglie di D'Alema, i libri di Tremonti, i libri di D'Alema comprati da una Coop, però sulla sostanza e diciamo così, nell'essenza mi pare che la questione sia sempre tralasciata, la questione di fondo, anche dal punto di vista giudiziario, perché non mi pare che gli affari acquistando le bottiglie di D'Alema siano il core business della cooperativa CPL Concordia, che è un bel gigantone nel settore energetico e affini. E pone un problema più generale però, cioè il peso delle cooperative che hanno un fatturato pazzesco da 150 miliardi di euro nel complesso, se non vado errato, e che sono un sistema di potere che tra l'altro tu parli da una regione, la Toscana, nella quale è ben conosciuto il sistema di potere, uno dei tradizionali bastioni rossi insieme all'Emilia Romagna, il sistema cooperativistico impazza ed è un sistema, diciamo così, molto chiuso, vogliamo metterla così in maniera eufemistica, un sistema chiuso che controlla la realtà economico-sociale, i voti e via dicendo, e che è sempre stato storicamente una cinghia di trasmissione e viceversa di interessi anche economici col PC, PDS e adesso il PD. Allora c'è una sostanza, diciamo, del particolare regime in cui sono le cooperative in Italia, e c'è un conflitto di interessi, mi sembra evidente anche al governo, perché il ministro del lavoro Poletti, che è il presidente delle cooperative di fatto da sempre, insomma, mi pare che incarni un conflitto di interessi nel quale però pochi hanno voluto approfondire il discorso. Più c'è un sistema, diciamo così, legale particolare per le cooperative. Cooperative viene da ridere parlare di cooperative per realtà che fatturano centinaia di miliardi, che hanno un regime particolare loro, anche dal punto di vista fiscale e legislativo, e che costituiscono un blocco di sistema mica da poco. Allora, mettere le mani in quella cosa qui non ci ha pensato mai nessuno, anzi abbiamo un governo di quelli che rinnovano, rottamano, rinfrescano e compagnia bella, che porta al governo, diciamo, il simbolo di questo sistema qua, cioè il ministro Poletti. Non so da che parte si possa prendere la questione, e però vorrei sapere quali sono le tue opinioni in proposito. No, la questione è abbastanza semplice da prendere. Il PD ha costruito un sistema di potere ramificato, aiutato secondo me, che ha le radici in regioni appunto tipo la Toscana e l'Emilia, dove la costante e continua presenza al potere ha consentito che queste radici diventassero profondissime, inestricabili. Cioè, voi capite, no? Questa qui, cioè questa intesa toscana dove mi trovo, piuttosto che l'Emilia, non hanno mai conosciuto alternanza, no? Quindi in buona sostanza, da quando esiste la Toscana come regione italiana, è sempre stata governata dagli uomini dell'ex PC, no? Stessa roba l'Emilia. Quindi in buona sostanza per loro non c'è mai stato neanche il problema di considerare la legislatura come un termine per fare delle cose. Cioè il loro orizzonte non è mai stato 5 anni, il loro orizzonte è sempre stato perenne. Cioè questa regione, così come l'Emilia, è cosa loro, e quindi hanno avuto tempo e modo di mettere su un sistema molto efficiente di affidare tutta la parte della spesa, diciamo così, no, dello Stato, sia che derivi direttamente dallo Stato e che sia, diciamo, relativa al territorio della regione, sia che derivi direttamente dalla regione stessa, invece in modo tale da farla finire agli amici. E cioè, il discorso finisce qua. Non è che ci sono che l'analisi deve essere tanto approfondita. C'è un gruppo di persone che governano da sempre in una regione, che devono gestire quindi un ingente flusso di soldi pubblici, e che hanno ben pensato che questi soldi pubblici era meglio che finissero ai loro amici piuttosto che a chi il loro amico non è. Mi rendo conto che mi sembra che la faccio semplice, però così è, ed è anche per questo che io mi auguro
che la Toscana possa rappresentare un segno importante, insomma, che sono venuto qui a combattere con un'idea precisa. Sono venuto qui a combattere in Toscana proprio per dire basta, insomma, e già il fatto che ci sia qualcuno che li contrasti e che quantomeno non abbia problemi o paura o timore a dirgli in faccia che cosa stanno facendo, vi posso assicurare che non la stanno prendendo bene. Non la stanno prendendo bene, ma non sono neanche abituati a gestire conversazioni in tal senso. Queste sono cose di cui non si deve parlare, devono far loro. L'unico scopo, l'unica maniera che tu puoi avere da cittadino toscano per vivere meglio in questo ambito è adeguarti, e prima o poi magari forse se ti comporti bene, se sei buono, ce ne sarà anche per te. Se per caso invece non ti comporti bene, non fai buono, sarai ostracizzato, sarai messo in castigo, il tuo negozio rimarrà vuoto, perché ribellandoti danneggi tutta la mangiatoia, no? Capite però che questo è un sistema mafioso, e a me i sistemi mafiosi non sono mai piaciuti, quindi se posso usare il mio tempo e la mia capacità per vedere di dar fastidio dei mafiosi, vedete che avrò speso bene il mio tempo. Pubblicità. Oh, Francesco. Che c'è? Sento che ho i numeri giusti. Ma che sei un mago? A proposito del ministro del lavoro Poletti, questa qua è stata anche la settimana nella quale il ministro ha magnificato i risultati dell'opera del governo in termini di occupati in più. 79.000 occupati in più, ha detto il ministro, giù di lì. Grande successo anche per il Jobs Act, che era appena partito e non poteva generare quegli effetti, casomai per lo sgravio contributivo previsto nella legge di stabilità. Poi viene fuori l'Istat e si scopre che nel bimestre, gennaio-febbraio, 45.000 comunicazioni obbligatorie in più di lavoro, ma a febbraio 44.000 in meno. Non solo, a febbraio 265.000 contratti in meno rispetto al mese precedente. Com'è che la mettiamo questa, Claudio? La mettiamo che quando io ero in televisione, era una trasmissione di La 7, e dicevo queste cose prima che venissero fuori dati Istat, perché poi dopo sono capaci tutti, me ne sono presi di tutti i colori. Era il giorno in cui bisognava, cioè tutta l'informazione di regime aveva lanciato l'ordine che bisognava glorificare la fine della luce in fondo al tunnel, l'inizio della fine della disoccupazione, tutti al lavoro, tutti con la falce al martello in mano, felici e pagati. Ce n'era uno che diceva: ma scusate, ma non vi siete accorti che il giochino che fa il PD è sempre quello? Cioè che fa Renzi soprattutto è sempre quello, vale a dire quando c'è un numero che è dato da una somma fra una parte positiva e una parte negativa, dà solo la parte positiva. È sempre stato così. Cioè, se ti dicono che ne so, che aumentano le entrate fiscali, non ti dice che scende il PIL. Cioè, manca sempre una parte, no, della relazione, e ti danno in pasto quella che vuoi. È come dire che, non lo so, guarda, oggi
ho trovato 100 euro ma ne ho persi 150. Loro ti dicono che hanno trovato 100 euro e basta. E quindi io ho semplicemente detto, signori, svegliatevi, basta andare in giro a parlare con due imprenditori, non dico uno perché magari qualcuno che lo trovi addormentato, ma con due imprenditori, per vedere che c'è un fenomeno di sostituzione, per vedere che c'è della gente che si arrappa come si chiama, la possibilità quindi di non pagare i contributi per 3 anni offerti, cosa offerta dal patto di stabilità e dal patto di stabilità, dalla legge di stabilità, e tra parentesi anche lì ci sarebbe da discutere, perché se io non faccio pagare i contributi non è che sto regalando dei soldi, perché prima o poi, dato che siamo in un sistema contributivo, questi contributi dovranno essere pagati da qualcuno, perché i contributi sono la futura pensione, no, delle persone, quindi sta rimandando sapientemente il problema, guarda caso, la prossima legislatura, no? Perché se io faccio una decontribuzione di 3 anni, chi è che si ritroverà poi 3 anni da pagare? Quello che arriverà fra 3 anni. E quindi da una parte io faccio così e assumo della gente con questa modalità perché mi conviene, dall'altra parte farò di tutto per licenziare quelli che erano diciamo col vecchio tipo di contratto, a dire, quindi obbligati a pagare i contributi, in modo tale che alla fine io avrò lo stesso numero di persone occupate, se va bene, con il risultato che risparmio i contributi. Ma che se uno pensa che erano semplicemente che erano assunti nuovi in aggiunta rispetto a quelli che c'erano, è un festo, perché come diciamo da sempre, per assumere gente deve esserci la domanda, e per domanda si intende clienti fuori dalla porta, ecco, da soddisfare. Cioè, se io ho la fila di clienti fuori dalla porta e non ci sto dietro con il personale che ho, assumo qualcuno. Se ho un negozio vuoto io posso anche decontribuire, ma chi mai assumerà? Comunque figuraccia indubitabile. Tra l'altro oggi Ricolfi sul Sole 24 Ore dice: ma volete darci i dati o continuate solo coi tweet? A proposito di annunci e dati, c'è qualcuno che rimprovera al premier Renzi anche troppi annunci sull'Expo. Tra l'altro non ho capito perché il Presidente della Repubblica ha detto che non parteciperà all'inaugurazione dell'Expo. Ma al di là di quello, Renzi ha annunciato parecchio anche in tema di Expo. I lavori finiranno in tempo, ce la faremo anche se correndo, eccetera. Ora par di capire che le cose non stiano così. Neanche il padiglione Italia, quello principale, forse viene completato. Poi c'è il discorso solito dell'aumento dei costi, poi c'è la fretta, per cui alla fine deroga di qua, deroga di là. E infine ho letto una perla, non so se sia vera, ma se è vera è incredibile, per cui si spenderanno milioni per oscurare il non finito e per convogliare la gente in maniera tale che non veda quello che è rimasto non finito. Che opinione hai dell'Expo? Che opinione hai dell'Expo? Perché anche qui, roba salvifica, avremo occupati in più, ci sarà uno sviluppo del business, eccetera, poi Coca-Cola, McDonald's, grosso modo, e Farinetti. Magari la vedo male io, è parziale, per carità, però... No, io penso che le cose o vanno fatte in grande oppure non vanno fatte. Cioè queste occasioni qua internazionali, vari Expo, piuttosto che peggio ancora Olimpiadi o simili, c'è la possibilità di farle alla grande, le fai. Altrimenti se pensi di fare l'Expo, che dovrebbe essere esposizione universale, arrivando dopo la Cina, e prima degli Emirati, no? E così via, risolvendola con una mangiata da Italy da Farinetti, secondo me proprio non ci siamo di molto. Questa è la risposta, e sono eventi di cui dovrebbe farsi carico lo Stato. Cioè, quello che è mancato sin da subito è uno Stato che considerasse prioritaria l'occasione, e nel momento stesso in cui partecipi, nel momento in cui ti viene assegnata, ti piaccia o non ti piaccia, deve essere così, se no altrimenti non partecipi. Ripeto, sarà una mia mentalità strana di dire sempre le cose come sono, indipendentemente dalla convenienza o meno. Sarà una mia mentalità strana se prendo un impegno di metterci fino in fondo.
sarà una mia mentalità strana di arrivare sempre quando a un appuntamento se lo prendo, non lo so, motivo per cui vergogna a Mattarella che si permette adesso di dire che lui non ci sarà all'inaugurazione dell'Expo. Ma che cazzo c'hai da fare? Non ho capito, devi illustrare la lancia al corazziere, ma dico, stiamo, cioè veramente qui stiamo dando i numeri, però nel momento stesso in cui, appunto, come dicevo, tu hai preso l'impegno e te l'hanno dato, a quel punto tu dovevi metterci veramente tutto quello che potevi fare, quello che potevi mettere. Invece subito si è cominciato a considerare lo stanziamento, pur risibile iniziale, come un polmone da cui tagliare, no? Un polmone da cui aggiungere, salvo poi dopo, come dici tu, inventarsi delle spese ridicole per fare i carri armati di cartone, e mettere diciamo degli schermi o delle attività di occultamento per non far vedere che non è finito niente. Cioè, non so cosa dire, insomma, abbiamo avuto un sacco di anni. No, poi non ho capito un'altra cosa io, Claudio, perché se c'è in effetti, al di là della retorica, qualcosa per cui i vari territori italiani hanno qualcosa da proporre, da offrire, è la produzione agroalimentare, no? C'è una varietà in Italia di prodotti agroalimentari incredibile, no? E io non so quanto verranno rispecchiati in questa Expo qua, perché i nomi che girano sono o le multinazionali o il paraculo di regime di turno, che in questo momento è Farinetti, no? Con la sua Italy, dove giustamente diceva Caprotti l'altro giorno di Esselunga: tu vai a comprare la roba da Italy, è meno fresca della mia, primo, e secondo, e costa il 40% in più. Che è indubitabile, prezzi alla mano, è fuori di dubbio, c'ha ragione Caprotti, il quale secondo me rispecchia l'agroalimentare italiano meglio di Farinetti. Se poi dobbiamo parlare di McDonald's e di Coca-Cola, lasciamo perdere fin dall'inizio, però tutta quella ricchezza reale, che poi sono persone, imprese, poi sono diminuite le imprese agricole per altri motivi, c'è un ritorno in certi settori di nicchia da parte anche di giovani, ma questo non comporta una rinascita dell'agricoltura italiana. Però se tu avevi una vetrina così e hai un territorio così, che cosa ci metti? Farinetti e 4 paratie di cartone per nascondere i cantieri? Cioè, è un'occasione persa, o no? Ma è evidente. Comunque mi permetto, guarda, io sai che sono d'accordo con te in tutto. In questo caso dissento, cioè non ha ragione Caprotti, ha ragione Farinetti, perché se riesce a vendere le sue schifezze a 40% in più rispetto al prezzo a cui invece di vendere Caprotti, è un genio. Cioè, o siamo festi noi, insomma. Sì, no, hai ragione. Insomma, uno dei due. È più probabile che siamo festi noi, però il risultato alla fine lo porta a casa, e bravo lui. Però dal nostro punto di vista di sistema paese succede esattamente quello che continuo a denunciare, cioè vale a dire la mancanza totale nostra di una programmazione, di una promozione nazionale e di una visione dell'interesse nazionale, tale per cui la mia spesa statale, invece di essere indirizzata verso gli SPIE, dovrebbe essere indirizzata a sostegno della produzione. E cosa di meglio che avere un'opportunità, oltretutto in casa, di far vedere a spese statali, sia a spesa statale brutta e cattiva, dare la possibilità per una volta a spesa statale a tanti bravi coltivatori, a tanti bravi allevatori, a tanti bravi cuochi, a tanti bravissimi imprenditori, artigiani e agricoltori, di far vedere a tutto il mondo i loro prodotti, cosa che ovviamente non sempre è possibile, perché voi capite, non è che voglio tirare fuori la Toscana ad ogni punto, però diciamo che i ricordi sono quelli più freschi, ma il discorso va altrettanto bene per il Piemonte, per la Lombardia, per la Val d'Aosta, per la Liguria, per l'Emilia, per tutte le regioni. Cioè, se quando io giro per le campagne per andare a incontrare gli agricoltori, trovo dei geni, veramente dei geni, cioè trovo
delle persone che inventano modi e possibilità di creare sapori, di creare prodotti che sono unici assolutamente al mondo, ma sono piccini e quindi non hanno la possibilità di dire porto questo mio prodotto da tot party in giro per il mondo perché venga visto, perché venga apprezzato. Ecco, avremmo la possibilità di regalargli una vetrina, no? Che si sarebbe ripagata per 100 volte, perché è evidente che se all'agricoltore, se all'allevatore della provincia di Asti a un certo punto cominciano a fioccare ordini da tutte le parti, poi dopo questo crea lavoro, che assume gente, è motivato e poi alla fine poi dopo paga le tasse e quindi poi dopo i soldi rientrano, e invece anche qui vedi che si arriva esattamente al punto di cui prima, cioè l'unico interesse è far lavorare gli amici. Chi se ne frega dell'interesse generale e così via. Tu sei lì, stai occupando una bella poltrona, il lavoro è un fastidio, quindi mettersi a lavorare seriamente per fare la promozione di un evento come l'Expo è un fastidio, oltretutto costa, quindi che fastidio, fastidissimo. Il risultato finale è che tu devi andartela a giocare alla minima, stando certo che quella minima che c'è finisca nelle tasche del mio amico. Questo è l'unico interesse intento del nostro geniale governo. Siamo contenti, teniamocelo, rivotiamolo la prossima volta al 100%, perché ma la Lega, ma magari. Claudio, a proposito di agricoltori, un settore specifico, quello del latte, dall'altro ieri sono sparite le quote latte, o meglio è finito il regime delle quote latte. Nell'84 gli allevatori incassavano in euro 24 centesimi al litro di latte, i consumatori lo pagavano 40, ricarico 63%. Oggi gli allevatori incassano 36 centesimi, il latte lo paghiamo anche 1,5 euro, giù di lì, ricarico 317%. Alla stalla la quotazione del latte è cresciuta di 10 centesimi, al consumo è cresciuta di 1,10 euro. Un allevatore deve vendere 3 litri di latte, fa il conto oggi libero mi pare, per pagarsi un caffè. 30 anni fa ne bastava uno e avanzava anche 70 lire. I produttori si sono impoveriti, hanno chiuso 4 stalle su 5, dalle 180.000 stalle di inizio anni 80 alle 36.000 di oggi. E poi ci sono stati 4 miliardi e mezzo di euro di multe per la questione delle quote latte, che ancora sarebbe tutta da riscrivere, ma mi pare che nessuno la voglia riscrivere, visto che è stato tranquillamente accertato che le quote latte in Italia non sono mai esistite. Sono state tutte un discorso di favori, di scambi, di cose illecite, secretate perfino nelle relazioni dei commissari che ci hanno indagato sopra, e le quote sono sempre state una teoria, quindi non si capisce in base a qualcosa che non esiste perché io devo pagare una multa. Intanto ogni giorno arrivano in Italia 24 milioni di litri fra latte, latte in polvere e derivati che poi l'industria trasforma e chiama prodotti italiani. Il latte arriva da Germania, Francia, Austria, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia, e anzi nell'ultimo anno le importazioni di latte sono aumentate più 18% dall'Ungheria, più 14% dalla Slovacchia, più 60% dalla Polonia. C'è un ministro dell'agricoltura, ci sono le competenze regionali in agricoltura, non c'è niente sostanzialmente, o no? Ecco, dopo tutto questo elenco penso che facciamo una statistica Istat, al 97% delle persone in ascolto gli è scoppiato il fegato, e quindi abbiamo già perso tutta l'audience, no? Perché quelli che c'erano hanno spaccato la radio con un'accetta, e quindi adesso stiamo parlando io e te, no? E basta. E quindi vabbè, io e te possiamo dircela che è il meraviglioso mondo in cui abbiamo scelto noi di vivere. Sulla quote latte abbiamo già detto di tutto, è una delle più enormi porcherie della storia, e il fatto di toglierle adesso è la beffa più beffa, perché quando noi eravamo in posizione di forza, allora abbiamo dovuto prendere e subire le quote, e era un momento dove volendo si poteva dare briglia ai nostri
ai nostri allevatori, ai nostri agricoltori che erano in vantaggio rispetto agli altri, avrebbero potuto conquistarsi delle posizioni importanti, invece niente. Poi dopo aggiungerei che nel dimentre anche il privato ci ha messo del suo, no? Perché se quelli di Parmalat, invece di fare un buco da 13 miliardi, magari si fossero messi a lavorare un po', ma guarda caso pure anche loro, no? In Emilia e compagnia bella, va bene così, anche lì non si sa bene cosa e quanto poi dopo c'è girato dentro quella storia, non so se avete notato, no? Preso, messo in galera quello lì, sembra che non ci fossero connivenze all'esterno. Va bene, facciamo finta di crederlo, facciamo finta che in Regione Emilia nessuno lo sapesse. Dall'altra parte, adesso che invece siamo in posizione debolissima e che gli altri hanno avuto tempo di strutturarsi, gli altri inteso i concorrenti europei hanno avuto tempo di strutturarsi, e che il meccanismo dei costi, per quello che vi abbiamo descritto in 100.000 maniere, legato soprattutto alle differenze delle valute, è andato fuori controllo, ecco che si tolgono le quote latte. Il risultato è che adesso paradossalmente farebbero comodo a noi ora le quote latte, invece adesso che gli altri sono messi bene, che quindi sono in condizione di poter arrivare con tonnellate di schifezze a bassissimo prezzo dall'est e così via, si toglie tutto. Così facendo vedrete che come saranno contenti i nostri allevatori quando troveranno che dovranno fare concorrenza a latte che costa la metà del loro. Da ridere. Allora, due cose veloci, poi apriamo le linee telefoniche. Ti volevo chiedere un parere anche su un'altra delle questioni del giorno, vale a dire corruzione, aumento delle pene e chi ruba restituisce fino all'ultimo centesimo. Falso in bilancio, aumento delle pene e anche qui, diciamo, interventi draconiani. Sono sostanza o sono le gride manzoniane di manzoniana memoria, quelle dei governatori spagnoli di Milano? Io sono molto contrario. Se devo essere sincero, limite mio è colpa mia, perché diciamo denuncio un mio disservizio. Non ho avuto sufficienti contatti in questi giorni con i nostri parlamentari per poter gestire la questione della corruzione. Chiedo scusa per questo agli ascoltatori e ai militanti della Lega. Purtroppo ho due braccia e troppi fronti aperti non riesco a seguirli bene. Tuttavia, e tanto poi in ogni caso quando hanno deciso di fare qualcosa in Parlamento fanno il cazzo che vogliono, quindi diciamo il fatto che ci abbia dato un peso relativo a quello che potevano essere controproposte, controfferte o contromisure deriva anche da questo, perché sistematicamente quello che proponiamo noi viene bocciato. Però io sono molto contrario a questa impostazione, io sono molto contrario al discorso del passo, alla reintroduzione così come è stata fatta del passo in bilancio, perché ed ecco subito arriva il grillino, no? Così aspetta, lo dico chiaro, lo scandisco così poi dopo il grillino può prendere il pezzo della mia conversazione, farci su un cartello dicendo che sono un ladro, che sono un evasore, xenofobo o quello che vogliamo. Io sono contrario alla reintroduzione così come è stata fatta del falso in bilancio, non perché io sia a favore dei falsi in bilancio, ma perché nel momento stesso in cui io metto il penale per una cosa opinabile com'è una valutazione di una posta di bilancio, sto semplicemente dando in mano al solito magistrato l'arma per poter inquisire chi vuole. Sono già state fatti in passato degli errori con l'abuso d'ufficio, insomma, con tutte le altre cose dove non è chiaramente esplicitato che cosa significa o che cosa stai facendo. Se invece do la possibilità a un magistrato di incriminarmi per una cosa che è opinabile, è come dire che io do la possibilità al magistrato di incriminare di un pittore se fa il quadro brutto. Il bilancio è fatto di
e questo ve lo dico da aziendalista, insomma, no? Il bilancio è fatto di tante poste, di tante voci, di tanti numeri che non sono matematicamente precisi. In molti casi si parla di stime. Pensi per esempio, non so, al valore del magazzino, piuttosto che ai resi, piuttosto che alle stime sui crediti, no? E così via. Forzatamente ci sono delle parti che sono delle opinioni. Nel momento stesso in cui io metto dentro nel bilancio delle cose che sono delle opinioni, ma che prima o poi verranno al pettine, e lascio la possibilità al magistrato di far sì che persegua penalmente il momento, un bilancio che appunto contiene delle stime, sto dando al magistrato molto banalmente il potere di poter senza insegnare. contare poi mi pare, Claudio, che quella valutazione lì tu la fai a posteriori, cioè il magistrato la fa a posteriori. Quello che è una stima contenuta nel bilancio dell'anno X, io poi a 5 anni dico ma te hai frodato, hai fatto il falso, eccetera, o no? Ma assolutamente sì. Dopo sono capaci tutti di vedere se quella stima era corretta oppure se era andato bene. Cioè, se io prendo e do un certo valore alle rimanenti in magazzino perché magari sono convinto di poterle vendere, poi dopo non le vendo e similari, poi dopo allora ex post viene fuori che tu avevi sovrastimato o sottostimato. Ora, io in università studiavo in modo, probabilmente non è che studiassi come magari pretendo che i miei studenti avrebbero studiato, perché lavoravo di giorno, studiavo la sera e così via, però che ad Economia Aziendale 1 il professor Cattaneo scrivesse sul suo libro che non esiste il bilancio vero, era un principio difficilmente inderogabile. Cioè, il bilancio deve essere preciso sulla base delle regole contabili che uno si pone, ma è ovvio che il bilancio vero non esiste, anche perché ci sono tanti tipi di bilancio, c'è una convenzione, per cui quello che deve vedere il magistrato è se c'è la frode. Cioè, se io scientemente sto facendo una cosa con l'intento di frodare, allora a quel punto uno interviene. Ma mettere dentro per delle poste che possono essere piccolissime, perché il ragionamento è sempre quello, cioè la vecchia legge sul falso in bilancio, quella che in modo incorretto veniva presentata come abolizione del falso bilancio. Non è vero, il falso bilancio c'era ed era anche pesantemente sanzionato. L'unica cosa è che si stava attenti a far sì che ci fossero delle soglie, in modo tale che all'interno di un'area di discrezionalità, diciamo così, uno non fosse considerato punibile. Se invece è veramente, io cosa faccio? Cioè, un bilancio, c'è 5.000 cose, poi dopo mi sbaglio, metto dentro un numerino piccolo piuttosto che un altro perché mi sono dimenticato di inserire i francobolli nel bilancio, però sto sui coglioni al magistrato, il magistrato mi indaga penalmente perché ha trovato una voce non conforme nel bilancio. Ma dai, ma di che parliamo? Cioè, l'unica maniera, dal mio punto di vista, seria, per poter gestire il problema della corruzione, ripetiamo, non sono certo l'allungamento delle pene o similari, perché io trovamene uno che se la pena è 6 anni commette un crimine, ma se diventa 8 non lo fa più. Cioè, bisogna essere dei cretini a pensare che la gente ragioni in questo tipo. Cioè, se uno delinque indipendentemente da quanti sono gli anni di reclusione che gli promettono, non è che se ne metto 2 in più la gente delinque di meno. L'unica maniera che io posso immaginare per vedere di dare un giro di vita alla corruzione è abolire il reato di concussione, vale a dire quel reato che consente che punisce in buona sostanza il pubblico amministratore se costringe qualcuno a pagare, perché dietro questa foglia di fico chiunque paghi, no? In buona sostanza il pubblico ufficiale è convinto di farla franca perché pensa di non essere uno che commette un reato, ma essere semplicemente uno che poverino è stato costretto dalle circostanze. Questo tipo di reato ce l'abbiamo solo noi. Da tutte le altre parti del mondo succede che è punita la corruzione, quindi significa che si passa del denaro per fare qualcosa da un privato a un pubblico ufficiale, vanno in galera tutte e due.
indipendentemente dalla costrizione o dalla non costrizione o cose di questo tipo, in modo tale che chi paga, no, sa che sta facendo in ogni caso una cosa tale per cui finirà in galera tanto quanto ha pagato, e il risultato forse ci pensa su 2 volte prima di pagare. Molto semplice. Invece noi ci teniamo questo discorso della concussione, quindi chi paga, poverino, si sente giustificato dalle circostanze, e con il risultato che poi dopo è sotto gli occhi di tutti. Allora, intanto abbiamo la pubblicità e poi 2 telefonate già in attesa, allo 02 66 20 35 29. A tra poco. Un ristorante stellato non può costare come un fast food. La qualità ha un prezzo. Allora, torniamo in diretta, aperte le linee 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire, ma attenzione, fate le domande giuste perché sennò poi Claudio Borghi Aquilini risponde così. Lei ha detto che ho venuto a Milano durante una convention del PD, Come si chiama lei, scusi? Devo trasmettere al mio avvocato. La prego di mandare questa registrazione, avrà una denuncia. Come si chiama lei? La prego di mandare questa registrazione, attenti alle domande, perché avrà una querela. Si farà vivo il mio avvocato. Prego, 02 66 20 35 29.
Per scongiurare reazioni alla D'Alema bisogna fare le domande giuste, mi raccomando. Prego, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Prego, buongiorno. Ecco, buongiorno da Treviso, il Veneto, Antonello. Prego, Antonello. Stavo seguendo il ragionamento sulle misurazioni per il bilancio. È stato fatto l'esempio della quantificazione della valorizzazione del magazzino. Ecco, secondo me questa non è una ottima precisazione, perché ci sono delle norme fiscali precise che stabiliscono, anche con dei principi contabili internazionali, che stabiliscono come si misurano fiscalmente le valorizzazioni di magazzino. Per cui è corretto che chi redige il bilancio sia tenuto ad una onesta contabilizzazione del bilancio. Tant'è che esistono anche le società di certificazione, le quali nel decreto di cui stiamo discutendo non se ne parla nemmeno. Per cui quando si fa una legge su questo argomento la si deve completare di tutti quanti gli allegati, compreso anche l'operato dei sindaci e delle società di certificazione che devono rispondere al riguardo. Grazie. Grazie a lei. C'è un'altra telefonata, credo. Pronto? Sono Daniele da Milano. Buongiorno. Buongiorno, volevo chiedere, Borghi Acquirini acquisterebbe il latte in zone insane come la Padania, che è la zona più inquinata d'Europa, per far crescere il PIL italiano? Io preferisco sinceramente comprare il latte in Austria, dove le mucche pascolano, sono più sane lì. Io voglio un latte sano. Viva l'Austria e chiudiamo il discorso. Grazie, buongiorno. Altra telefonata, pronto? Buongiorno ai presenti, chi ci ascolta. Ciao Giulio. Buongiorno, ciao. Sono Luigi da Mercate. E comunque vada, sarà un successo l'Expo, comunque vada. No, vedrai. Invece oggi ce l'ho col professore, che in campagna elettorale tra le più lunghe che abbia mai visto, da 2 mesi già, e mancano 2 mesi, 4 mesi di campagna elettorale. Bisogna sapere chi paga e quanto costa. In più, vorrei fare una scommessa col professore, che sicuramente Rossi mi sembra l'antagonista, non sia ancora Rossi il candidato della sinistra. Sì. Vincerà il primo turno e 50 euro a chi perde e lo offriamo alla Radio Padania, ok? Molto bene, prego Claudio. Dunque, allora, l'ultima è la più facile, pago io. Fortunatamente me lo posso permettere, io pago tutto. Mi pago tutto, dal treno all'albergo 2 stelle nello specifico, anzi gli faccio anche un po' di pubblicità perché è un bel albergo, l'Hotel Lorena di Firenze, dietro San Lorenzo, 2 stelle, e mi pago tutto io, fatto salvo ogni tanto qualche militante porello che mi dà qualche passaggio in macchina, una volta persino con una Panda Hello Kitty, perché purtroppo è vero, dovevamo andare a una come si chiama, un'intervista per una televisione, sono venuti a prendere in stazione con la Panda Hello Kitty, no? due militanti. Quindi questo è semplice da rispondere. Per il resto e sul fatto che Rossi vinca il primo turno, magari vince il primo turno, tutti dicono che sarà così, ma se fosse 100% la possibilità che questi schifosi qua del PD vincano ancora il primo turno, allora uno non corre nemmeno e lasciamo perdere. Invece vogliamo per una volta tirare fuori i coglioni e provarci, oppure ogni volta dobbiamo dire ma sì, ma tanto è inutile, ma tanto vincono quelli là, ma tanto chi se ne frega. Fermo restando che 50 euro di scommessa mi sembrano pochi a me, bisogna alzarla apposta qua. Sì, ecco, se uno si vuol divertire su Twitter, trova che allora dai 2 mesi che sono in giro, i disperati, diciamo tutti quelli che speravano che io mi facessi da parte, hanno spinto ogni tipo di articolo su tutti i giornali, su tutti i siti e così di questo tipo, che dicevano costantemente, no, che io tanto non sarei andato avanti, che tanto mi ritiravano, che tanto figurati se mi lasciavano arrivare fino in fondo, no, e similari. A un certo punto c'era anche questo geniale signore, no, direttore dell'autorevole sito Giornalettismo,
che aveva fatto un articolo anche qui, no? Ovviamente proveniente dal gruppo Espresso, no? Lui aveva fatto un bel articolo dove diceva che io ero in bilico, che io sarei stato scartato, no? E così via, che ero sempre più in bilico. Allora, e poi dopo che ha scritto, senza informarsi da me, no? Che gli avrei detto quello che ho detto a tutti gli altri, cioè scordatevi che qui molliamo qualcosa in Toscana perché è l'unico strumento che abbiamo per poter far cadere Renzi, e noi cosa facciamo? Ce lo giochiamo. Invece scrive e poi dopo viene a fare il fenomeno, no? su Twitter, dicendo allora Borghi come si sente in bilico, no? E così così. Poi io gli ho detto facciamo così, mettiamoci 1.000 euro, tutto pubblico, mettiamoci 1.000, non 50, mettiamoci 1.000 sul fatto che sei tanto convinto, no, che io sono in bilico, se scrive queste scemenze qua senza interpellarmi, allora vediamo un pochettino se riesce anche a andarci addietro a queste sue belle cose che scrive, no? Mettiamoci 1.000 euro e vediamo, no? Poi il giorno dopo che si sa se io sono ufficialmente candidato o meno, allora poi dopo lo vedremo. No, facciamo una cena. Ecco, bene, lui ha risparmiato 1.000 euro, però vedete bene che scommettere contro di me non è esattamente una cosa che consiglierei a tutti, perché di solito tendo a scommettere se sono molto sicuro di quello che faccio, altrimenti evito. Altra cosa, invece... Il latte e il bilancio. Ok. L'amico ascoltatore, ma scusi, ma cosa crede? Ma pensa che in Austria o dalle altre parti ci siano le cose che vede sulla carta del cioccolato Milka? Ma cosa crede? Che sono anche le marmotte che confezionano la cioccolata, per essere più precisi? Ma guardate che gli standard dei nostri allevamenti non ci sono da nessun'altra parte. Il fatto che ci sono 4 mucche, che vedo ogni tanto 4 mucche sull'alpeggio in Austria, quel latte lì te lo prende il contadino e pochi altri, così come succede in certi alpeggi qua da noi, ma la stragrande maggioranza del latte viene dagli allevamenti. E gli allevamenti e così via sono in Italia hanno le qualità e le possibilità migliori per potersi essere. Nello specifico ci sono determinati allevamenti che addirittura danno origine a una specie di DOP. Si pensi per esempio al Mugello. Allora, il Mugello, siamo andati a visitarli con Matteo Salvini, gli allevamenti, ci sono delle caratteristiche anche microclimatiche, organolettiche di quell'altipiano, tale per cui il latte ha ottenuto una specie di riconoscimento dopo, cioè il latte Mugello, e quindi viene ed è considerato unanimemente forse il migliore del mondo. Poi ragazzi, io non obbligo mica nessuno, cioè se uno preferisce costantemente prendersi il latte dall'Austria, che si prenda il latte dall'Austria. Allora sappia però che qualsiasi altra cosa che fa probabilmente verrà ragionare, se tutti ragionano così, otterrà che qua da noi che cosa si farà, perché tanto c'è sempre qualcuno che fa le cose più belle, più scintillanti e più meravigliose rispetto a quello che facciamo noi. Prendete, andatene in Austria e magari troverete lavoro. 2 telefonate, pronto? Sì, pronto, ciao. Buongiorno. Buongiorno, io mi chiamo Lorenzo, telefono da Modena. Volevo sapere se, sperando sempre che non ci siano compagni e D'Alema all'ascolto, cosa ne pensate voi di queste notizie che sono andate anche sul giornale, no? Su proprio il giornale, della fusione delle 3 cooperative delle 3 sorelle, io chiamo le triade, che stanno facendo una cortina fumogena incredibile, no? Perché vogliono fare, tra virgolette, concorrenza a Caprotti, vogliono lanciare un mercato. Ma secondo me c'è dietro un dissesto finanziario incredibile, però nessuno ne parla. Voi cosa pensate? Bene, l'altra telefonata è caduta, quindi Claudio, subito a te la parola. Di solito questo diciamo era una roba specifica nelle banche. Ogni volta che si fa una fusione che non sembra avere particolari ragioni economiche, difficilmente ce ne sono, di solito si fa per nascondere delle magagne. Quindi non mi stupirei. Sempre per dire, no? Adesso voi mi raccomando, non dite è sempre la Toscana. È sempre la Toscana, perché purtroppo avendo qua di fronte degli esempi freschi sono i primi che mi vengono in mente, no? In una trasmissione radio uno deve dire le prime cose che gli vengono in mente. Qui in Toscana, dove venivano fuori dei buchi pazzeschi nelle ASL,
Uno è quello che cita spesso, grazie alle indagini anche che abbiamo riportato fuori, perché insomma erano notizie non nuove, ma nuovo il fatto che cominciano ad arrivarci anche delle sentenze della magistratura sempre prudenti, ma in ogni caso che indicano chiaramente delle responsabilità della regione, o quantomeno che la regione non potesse non sapere. Tante volte Salvini cita per esempio il buco di 450 milioni dell'ASL di Massa. Ecco, in risposta a questo geniale buco e al fatto che questo buco possa ripetersi anche da altre parti, ecco che cosa sta facendo la regione Toscana: l'accorpamento delle ASL a 3. Evidentemente il 3 gli piace, no? Come modo. Allora cosa succede? Prendono le ASL di 3 province, le mettono assieme per fare la mega ASL. Questo è quello che stanno congegnando, e niente mi toglie che lo stanno facendo per mettere sotto il tappeto dentro nella fusione, dato che poi dopo si farà un bel casino e tutto assieme, tutti in compagnia, in modo tale che si nasconda e si diluiscano i buchi. Quindi io sono abbastanza convinto che anche per le cooperative stiamo facendo così. 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire con noi. Claudio Borghi Aquilini, ancora una decina di minuti abbondanti abbiamo. 2 telefonate. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, Padania Libera e Abbasso l'Italia Unita. Allora io volevo chiedere a Borghi, visto che è tanto contrario che si apprezzi il prodotto di Oltralpe, io conosco bene la Germania e l'Austria e a confronto dell'Italia gli posso garantire che sono a un livello non superiore ma stratosferico, sia per quanto riguarda i controlli che la qualità alimentare, prima cosa. Seconda cosa, vorrei sapere da Borghi, visto che è stato catapultato, non so per quali grazie, nel mondo della Lega quasi dal nulla, quindi non so quante esperienze abbia di indipendentismo, di gazebi, di manifestazioni, e vorrei sapere un po' quant'è il suo tasso di anti-italianità. Vorrei sapere che cosa ne pensa lui dell'Italia Unita e del fatto che, secondo me e secondo la maggior parte dei leghisti, perché essere leghista significa essere indipendentista, almeno a fatica, ma forse ancora così, vorrei sapere cosa ne pensa del fatto che andare a governare l'Italia, come ormai è di moda anche tra i papaveri leghisti, sia un'emerita boiata, perché governare l'Italia significa continuare a mantenere l'assistenzialismo che uccide noi coloni lombardo-veneti e continua a mantenere Roma e tutto il suo terroname. Quindi non so quale sia la sincerità e l'onestà intellettuale di Borghi e dei papaveri del movimento. Padania Libera, Basso l'Italia Unita. Altra telefonata, pronto? Ciao Giulio. Ciao Marisa. Saluto il dottor Borghi. Io incomincio la buonanima di Totò, quando si è venduta la Fontana di Trevi, se lo ricorda lei? Molto bene. Ecco, allora io mi chiedo soprattutto Cainarca, che mi apre gli occhi, le orecchie e tutto il resto, che quando dice questo prodotto è andato da un'altra parte, io prendo numero verde e chiamo e dico: voi da me quei soldi non li avrete più. Ma io faccio una battuta oppure una richiesta. Io uso sempre il miele di agacia, ma lo sapete che non lo fa l'Italia? Viene dall'Ungheria, è vero o no? Rispondetemi, ragazzi. Basta leggere bene l'etichetta, in quel caso lì si capisce abbastanza, anche se le etichette sono tutto un altro argomento. Comunque c'è una telefonata, la passiamo e poi la parola a Claudia Borghi Aquilini. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Giusy di Varese. A proposito di Lega secessionista, i leghisti sono anche federalisti, perché la secessione arriverà, ma speriamo presto, però il federalismo era già quasi pronto e quindi il signore che ha chiamato prima mi è sembrato un po' eccessivo nel giudicare. E poi volevo dire un'altra cosa, io ho dei parenti che lavorano alla Esselunga e quest'anno il signor Caprotti ha dato a tutti un premio di produzione, non così di sua spontanea volontà, di 200 euro. Quindi vuol dire che le cose vanno bene e che invece le Coop hanno gli stessi prezzi, pagano meno tasse e non danno nessun premio di produzione, cioè è la testa che è diversa. Grazie, buongiorno. Grazie. Dal miele di acacia all'Italia Unita, la Fontana di Trevi, il federalismo, Caprotti.
Allora, comincio con il primo ascoltatore, che molto stranamente è per la Padania, ma invece però per i prodotti tedeschi. Suggerirei di schiarirsi le idee, insomma, ecco, perché anche qui se gli altri sono così bravi e noi invece siamo così scadenti, si può sempre andare dagli altri, ci sono delle frontiere aperte, uno prende e va dove meglio crede, dove i prodotti sono più belli e dove la mucca è più felice. Per quello che riguarda invece il discorso autonomista, federalista e così di questo tipo, io quando ricordo una cosa molto banale, di solito nei comizi, vale a dire che se per ipotesi domani rimettessimo i confini del Granducato di Toscana, la Toscana probabilmente starebbe meglio, non peggio, perché alla fine il mondo è diviso in gente che paga e gente che riceve, è diviso in creditori e debitori, gente che ha dei vantaggi, gente che ha dei svantaggi. La Toscana, così come per dire l'Islanda ha deciso di non entrare nell'Unione Europea, eppure sono un'isola sparsa nel Nord Atlantico con zero risorse, se non fosse per il merluzzo, in Toscana, ma in tante altre regioni d'Italia dove c'è il meglio del meglio, sicuramente si potrebbe anche fare a meno dell'Unione Europea, si vedrebbe benissimo lo stesso in modo indipendente. Basta volerlo, ma soprattutto basta che sia chiaro cosa sono i vantaggi e gli svantaggi, perché è molto facile fare i federalisti, gli indipendentisti e cose di questo tipo senza aver capito cos'erano poi dopo i pro e i contro, perché se io alla fine mi sono messo a fare una battaglia della miseria per ottenere l'indipendenza amministrativa e poi dopo mi rendo conto che avevo il dettaglio di non possedere la mia moneta, capite che non ho fatto molto bene quello che potevo fare, no, per la mia battaglia, perché poi dopo essere indipendente di decidere dal punto di vista amministrativo, ma dover andare a chiedere la moneta a qualcun altro, mi ha fatto capire che forse quello che poteva essere la mia battaglia per l'indipendenza era incompleta. Quindi l'importante è che ci siano le informazioni, l'importante è che anche le singole regioni sappiano cosa sono i pro e i contro, in modo assolutamente chiaro, di essere indipendenti e come, perché appunto c'è l'indipendenza amministrativa, c'è la sovranità monetaria e così via. Io quello che faccio è semplicemente informare. Io informo in tutte le maniere possibili, metto per iscritto cosa sono i miei progetti, metto per iscritto soprattutto cosa sono anche, e basta che uno si guarda i 10 punti programmatici della Lega per l'Italia, cosa sono anche una volta poi dopo riconquistata la sovranità monetaria, perché è inutile fare il federalista, l'indipendentista e così via e poi essere schiavo di Bruxelles, nonostante quello che uno possa credere o pensare, ma una volta liberati dal primo nemico, che in questo momento è questo mostro internazionalista di Bruxelles, dopo bisognerà ovviamente impegnarsi per far sì che le cose non siano come erano prima, ma che si cerchi di ridurre per quanto possibile il sistema dei trasferimenti, in modo tale che tutti possano essere indipendenti e liberi di poter gestire le proprie finanze senza dover dire grazie ad altri. Questo è scritto, è fatto, che giudichino tutti se è un'idea federalista oppure se è un'idea centralista o statalista. Per quello che riguarda invece il miele, da dove importiamo le cose più strane, purtroppo è così, ma basta andare in una pescheria, a vedere da dove diamine arrivano quei pesci. Cioè, noi abbiamo ogni tipo di regole assurde ai nostri pescatori che purtroppo rimangono senza lavoro perché da una parte eravamo in Abruzzo e c'erano i pescatori disperati perché a un certo punto avevano messo praticamente sotto tutela
3/4 della costa perché c'era un volatile, un pennuto, oltretutto che non sembra neanche a rischio di estinzione, ma si sono inventati che per tutelare sto pennuto qua, di cui non mi ricordo sinceramente il nome, praticamente bisognava fare un parco di chissà che cosa in cui mettere gli amici, i cugini e così via di tutti quelli del PD della regione, col risultato che il pescatore non poteva più fare un cavolo. Le reti in Sicilia ci hanno detto che li penalizzano perché loro pescano un pesce che è di 4 centimetri e gli hanno obbligato di mettere delle reti di 5 centimetri, quindi o il pesce si suicida arrivando di taglio sulla rete, oppure altrimenti non c'è speranza e rischiano oltretutto poi dopo delle sanzioni pesantissime. Per quello che riguarda tonni e altre cose, noi qui non lo possiamo fare, mentre invece in Tunisia possono fare il cavolo che vogliono, e vi posso assicurare che un tonno non ha il passaporto per passare dalla parte italiana o da quella tunisina, quindi non è che se viene pescato di là invece che di qua cambia qualcosa. Col risultato che noi andiamo in pescheria, guardiamo, sotto c'è la provenienza del pesce, fate questa prova, andate a vedere un po' da che cacchio di parte arrivano tutti i pesci che vi trovate in pescheria, eppure essendo noi una penisola in mezzo al mare mi verrebbe da pensare che almeno quello dovrebbe essere nostro. E stessa roba per il miele, stessa roba per tanta frutta, per tanta verdura. Noi non siamo autosufficienti dal punto di vista alimentare, potremmo esserlo, ma è ovvio che finché non è conveniente, perché tutto quello che arriva dall'estero, anche a causa della moneta, anche a causa del fatto che noi dobbiamo tenere le frontiere spalancate perché sennò altrimenti si offendono e così via, non possiamo mettere dazi, non possiamo mettere niente, dobbiamo far arrivare di tutto da tutte le altre parti, e qualcuno, a quanto pare da qualche telefonata, è pure contento, no, di questa meravigliosa situazione, e poi dopo te credo che funziona così, però poi non lamentiamoci la disoccupazione. Ancora qualche telefonata, qualche minuto, abbiamo pochi. L'ultimo giro di telefonate è pronto. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Enrico da Vicenza. Ecco, io voglio fare una domanda, diciamo, non sull'amministrazione però sull'etica professionale dei nostri parlamentari. Sentivo appunto ieri in telegiornale il balletto delle poltrone, se uno se ne va dal partito salta al gruppo misto, dal gruppo misto salta da un'altra parte. Ecco, io chiedevo al vostro interlocutore se era possibile modificare quell'articolo dove si dice: se tu esci da questo partito perché sei stato eletto coi voti di questo partito, te ne devi andare, vai a casa. Punto. La serietà penso che sia la cosa più importante. Bene, altra chiamata, pronto? Pronto, buongiorno, sono Gianni, telefono da Milano. Buongiorno. Io mi riferisco al collega ascoltatore che ha chiamato prima, che effettivamente sono stanco di quei boccaloni degli stereotipi tedeschi. E voglio dire, ben venga gente come Claudio Borghi, che ci permette di imparare cose per i profani come me, che ti permettono di tenere un discorso anche con gente di altro partito. Quindi grazie a gente come Claudio Borghi, che hanno un certo livello culturale, che permettono di informare un pochino tutti di cos'è questa Europa. Questo, quindi grazie mille, e mi dispiace per i boccaloni degli stereotipi tedeschi. Buona giornata, buona Padania. Bene, era l'ultima chiamata. Claudio. Innanzitutto ringrazio tanto l'ultimo ascoltatore, mi fa molto piacere, io qui sto lavorando tanto e spero proprio che sia apprezzata. Dall'altra parte invece, per quello che riguarda cos'è che era il punto? L'ho smarrito anch'io, Claudio, chiedo scusa all'ascoltatore anche perché stavo facendo un'altra operazione al computer. No, ma era la scorsa telefonata, cioè, mi rendo conto che c'ho l'Alzheimer. Ma... ce l'abbiamo in due allora. Scusa, i parlamentari. Sì, il mandato. Scusa, no, perché effettivamente non c'entravo, io c'avevo la testa ormai. Il vincolo di mandato, sì. Cose di questo tipo. No, ma io ovviamente sono strafavorevole al vincolo di mandato, nel senso che il parlamentare deve essere libero di poter dare la sua opinione sul singolo provvedimento, perché se tutti fossero obbligati a votare nella stessa maniera, allora tanto vale neanche metterli noi parlamentari. Cioè si mette un partito prende il 10%, si mette una sola persona il cui voto conta 10
e la risolviamo lì, no? Risparmiamo anche un bel po' di soldini. Invece in teoria sul singolo provvedimento il parlamentare deve avere libertà di coscienza, l'ha scritto in Costituzione. Quello che non è tollerabile invece è che il parlamentare faccia il salto della quaglia, perché a quel punto è tradimento del mandato ricevuto dagli elettori, e tutta questa legislatura si basa sul tradimento. Infatti pensiamo che tutti i parlamentari, per esempio di NCD, che hanno sostenuto il governo Renzi fino adesso, sono stati eletti con Forza Italia, cioè alle elezioni il simbolo dell'NCD non c'era, per cui se ci fosse il vincolo di mandato comporterebbe che se uno pensa di cambiare gruppo, non si riconosce più nel gruppo che l'ha eletto, prende e fa la cortesia di levarsi dai coglioni, per usare un eufemismo, e lascia a posto quello che era in lista dopo di lui. Purtroppo, quindi dal nostro punto di vista noi saremmo assolutamente, e abbiamo delle proposte in tal senso che stanno venendo discusse, ma che ovviamente non passeranno. Noi siamo come gruppo Lega Nord siamo assolutamente favorevoli al vincolo di mandato. È evidente che finché le regole sono queste devi giocare con le regole che ci sono, perché se i parlamentari eletti con la Lega pensano dopo di andarsene contosi o di uscire dal gruppo della Lega perché non gli va più, a quel punto uno deve correre ai ripari, perché c'è un numero minimo di parlamentari che devi avere per poter fare gruppo, perché sennò altrimenti poi neanche puoi parlare in ordine quando ci sono da fare dichiarazioni di voto. E quindi dal nostro punto di vista prendiamo parlamentari di altri gruppi che vogliono entrare nel nostro, ma diciamo una cosa a cui siamo che si dice, cioè dal nostro punto di vista il sistema dovrebbe essere che uno è eletto con quel partito non lo cambia, e se vuol cambiarlo fa il santo piacere di mettersi e di presentarsi alle prossime elezioni. Bene, abbiamo concluso lo spazio, il tempo a nostra disposizione. Claudio, ti saluto, ti auguro buon lavoro, e credo che siano numerosi gli impegni anche della giornata di oggi. Grazie. Grazie. Siamo in trattativa, ecco, mettiamola così, perché ulteriori, perché non c'è soltanto ovviamente Forza Italia e similari, ma per esempio, non so, in Toscana si può discutere invece, è vero che andiamo da soli, ma non mi dispiacerebbe magari vedere di trovare un'intesa con Fratelli d'Italia o similari, insomma, se va bene, se no pazienza, ma in ogni caso ecco, stiamo lavorando anche su questo. Si sta allargando il cantiere, diciamo così. Yes. Bene, grazie a Claudia Borghi Aquilini, un saluto a coloro che ci hanno seguito e buon pomeriggio a tutti. Ancora qualche minuto, signora? No, ho deciso. Cosa le porto? Inizierei con il rifornimento di carburante. E poi, com'è il lavaggio vetri? Oh, favoloso. Ok, lo prendo. Qualcos'altro? Puoi fare anche il controllo del